Prioritario aprire, ma in sicurezza, il governatore Zaia lo ripete da giorni, e per raggiungere questo obiettivo è fondamentale chiarire i parametri per regolare la riapertura. Uno degli aspetti fondamentali è quello dei tamponi. Oggi in Veneto se ne fanno 15.000 al giorno. Sui tamponi noi abbiamo già depositato agli atti un piano da mettere velocemente a regime che viaggia sui 30.000 tamponi al giorno. Questo è un piano che noi riteniamo possa diventare operativo a pieno alla volta di settembre. Ma l'obiettivo ambizioso non è quello di fermarsi, ma di acquistare macchine all'avanguardia anche per Treviso, Vicenza e Venezia e arrivare così ai 50.000 al giorno, aggiungendo i test rapidi che in 15 minuti danno una risposta attendibile al 95%. Quanto alle ordinanze, Zaia conferma la volontà di collaborare con il governo. Penso che per la quasi totalità delle misure oggetto di ordinanza ci sia comunque la possibilità di dimostrare un allineamento con il DPCM, per cui noi non ritiriamo ordinanze, questo è ovvio, e le rinnoveremo, ma sempre nell'ottica di trovare un percorso comune ovviamente rispetto a quanto previsto il governo. Sicuramente non di contrapposizioni. Quanto al capitolo turismo e servizi e ristorazione, ben 35.000 dei 50.000 posti a rischio appartengono proprio al turismo. Fa male poi leggere da un lato di un ipotetico corridoio per le vacanze Germania, Austria, Croazia, dall'altro leggere che sembra che ai cittadini tedeschi sia data a disposizione di non programmare vacanze fino al 15 giugno. Per il Veneto giugno è già piena stagione e quindi ecco la necessità di comunicare con una buona promozione turistica che chi viene nella nostra regione arriva in una delle zone più sicure in assoluto dal punto di vista sanitario.